Io sono felice e onorato di essere qui con voi questa sera, perché Napoli questa sera rappresenta la cultura e le canzoni classiche napoletane. Quindi un applauso alle canzoni classiche napoletane, un ringraziamento all'organizzazione l'Artis Café nella persona di Ciro Giorgio, un applauso. Ringraziamo per l'ospitalità lo staff della Casina Pompeiana che nella persona di Bruno Marfè, un applauso anche a Bruno Marfè, l'assessore alla cultura di Daniele. Salutiamo e ringraziamo il maestro Claudio Esposito che accompagnerà gli artisti. Ringraziamo per il video Giulia Giarrusso, un applauso anche a Giulia Giarrusso, un augurio a tutte le persone che si chiamano Anne, se in sala ci sono persone che si chiamano Anne, un applauso. Prima di iniziare un caloroso omaggio, un applauso a una persona, un artista, un attore, uno sceneggiatore che ha rappresentato attraverso i suoi libri Napoli nel mondo, il grande Luciano De Crescenzo. Ed ora iniziamo velocemente con un artista di canzoni classiche napoletane, Anna Tangiò con Cinte Catene e Mandolinata a Napoli. Un applauso, Anna Tangiò! Auguri! Auguri, auguri!
Abbiamo subito un genere comico, abbiamo un attore che spesso e volentieri partecipa agli eventi organizzati da Ciro Giorgio come il Festival del Sud, Pietro Cortissima, ha partecipato anche a dei film come La Banda San Gennaro, Troppo Napoletano. Signore e signori, abbiamo qui con noi il bravissimo, l'eclettico e showman Buonasera. Gigi Attrice. Buonasera a tutti. Io, signore, volevo raccontare un fatto. Cioè, io nella mia balbuzia mi sembra ogni tanto ci gioco su, ma non è così. Perché guardate la sorte come si diverte. Mia figlia si è sposata. Ha sposato un signore che fa di cognome Muto. Poi quando vedo il braccio a mio nipote, io porto il braccio, o magari porto il braccio Muto. Ma così. No, non bastava il che balbettava, no, niente, ma pure il nipote Muto, di cognome Muto. Poi parlavano dei nostri nonni, qua c'era qualche, so che i nonni, figurate con quello. I nostri nonni hanno sempre detto che nella loro epoca si stava bene, sono quelli che porta aperto non si pigliava niente, non toccava niente. Io volevo dire, nonni, ma prima che caccia stai, niente, e niente lo fa. Cosa lo fa? C'è l'unico che porta aperto, che non stai niente. A massimo si rubavano qualche indumento intimo, immolato. Mia nonna quando spandeva vanno fuori un balcone in diventa talmente che erano proprio di misura misurata a signora Anna, ma è malattia poi si è fatta molto. Dice no, oggi spazio e mutando a mio marito. Mio nonno lavorava un'ora, quando tornava un'ora andava in campagna a Caianiero, dicevo con lei fermava, provate a lavare. Mia moglie mi ha lavato le mutande, prima 80 km. A differenza di oggi, per prendere una mutanda, se uno non si pizza, intanto uno non ha e che trovo un filo di prata, 800 euro, un filo di prata, e un prata sanno quanto costa. Grazie che ti ho partecipato. Poi sempre i nostri nonni hanno detto loro all'epoca delle guerre fredde, che oggi è una guerra calda, non passa. Le guerre fredde loro per mandare avanti i giovani, i figli e i nipoti hanno fatto la fame, cioè per dirmi che si mangiavano le scorze così. O non hanno fatto pure mangiare scorze così per portare avanti i figli. E che man mano diventava un corpo, tutti quanti mangiavano scorze così. Allora io dicevo, ma sti cazzi così, chi sa poi quando andava a Claudio se la mangia. Claudio, il menuto con tutta la va bene, una cosa al maestro. Poi signori, quando andavo a mare con i miei genitori, all'epoca era una festa, veramente. I nemici quando si faceva con i pranzi, ognuno metteva a tavola solo, i nemici pareva a dare a mare. Stiamo buoni tutto. Poi mamma dice, vieni qua, e noi eravamo 9 figli. Mi dava di pizza e macaroni, dice, ti a mamma, mangia questa pizza, poi fra 2 ore solo un pane, 2 ore. Poi ma si mangiavano 2 mesi per digerire. Ma seriamente, parmigiano, e quanto faceva? Ai mercati di canestro, ghiacci, non si capiva niente. Poi mamma mi dava che pazziella a Valtella, che la cosa mi metteva sempre la coppa di essere sotto. E lei mi risultava, chiamava il figlio, vieni a chiamare, ti, a Valtella, che si fa? Si fa niente con coppa a spiare. Che mi dice, uè, hai visto la femmina con coppa a spiare? No, mamma faccio le vostre poco, che devo sapere mamma? E poi è andato figlio, e lei mi dice sott'acqua a mamma, vabbè, che c'è mamma? Ha visto sei sott'acqua? No, guarda, è escluso un coppa là. Poi chi lo cosa lo metta sempre a coppa che esce sotto, senti a mamma, fatemi un coppolino, non pastaccio. Vedi perché qualcuno possiamo mettere qualche oggetto o oggetti, tu se no con oggetto porta a mamma, se no con costruito lo porta a parte.
sapete perché? Quando passa, ecco, purtroppo passa tutto quando passa la sera. Quando passa sopra le morte, sta passando morto. E se là è femmina, no, sempre un morto passa. Poi uno sposo sta passando a sposa. E che cazzo, l'uomo non può capire, è malo morto. Grazie. Io vi saluto con una canzonetta, Carme Carme. Il grande ora sta nella primavera, pensa sul cuore in tuo cuore, una smania fa l'amore, uno fuori c'è un tuo, quando viene una figliola, e poi sangue in dall'occhio, quando trema dentro l'occhio, non dà niente giù. Carme, tu sola la basta, ma sei buona te. Carme, io sono il basta, Carme, io non ti faccio apposta, Carme, io tengo la parola, signori, ci sarebbe la seconda parte, la stessa di che cantiamo ci fa. Carme, così, ciao Fagà, grazie e buonasera. Voglio fare un invito a tutti quanti. Il 31 luglio uscirà una prima del mio film Non c'è due senza tre, poi vi dirò dove, il mercoledì prossimo. Poi questo film sarà a Venezia fuori concorso, proprio fuori al parco, seriamente. Da quella commedia che Ciro Giorgio ha visto anche lei a casetta, io ne ho fatto un film e siamo ospiti a Venezia. Quindi Va bene, dico parole. Cicatrice. Ritorniamo alle canzoni classiche napoletane con Rita Cuccaro che ci fa ascoltare due bellissime canzoni, una serie Maggi e Anne McCall. Rita Cuccaro. Quando viene appuntamento, guardo mare, guarda e fronda, se ti parla non risponda, si distratta come che io ti tengo dentro cuore, sono sempre innamorata, ma perché si pensa nata, tu ti stai scordando me. Quando si dice sì, viene alla mente, non sai da favorire sto cuore amante. Tu me dicesti sì, una sera maggio, e mo tieno coraggio, e mo la sai. Come quando mi contrasta, come quando mi decista, voglio bene sulla te e ti rimane mi giurasta. Una mano dopo cuore, non si scorda prima amore, e tu ti stai
Maestro Claudio Esposito, grazie. È arrivato il momento di presentare un cantautore, macchiettista. Insomma, nonostante gli anni, i giovanotti non hanno niente da invidiare a questo signore che stavo per presentarvi, quest'artista più che signore. Lui ha partecipato a diversi eventi di Ciao Giorgio, non ha bisogno di presentazioni. Lui questa sera ci fa ascoltare Napoli Bella, Attenti alle donne, fatte pittare il Pierrot. Signore e signori, abbiamo qui con noi il cantautore Antonio De Lisi.
Questa è una canzone che presento adesso, è di Armando Gil. Armando Gil, Attenti alle donne. Quando la tempera te ve la viscera e già la scappa matura d'amore non c'è. Io sono filosofo, mi metto a ridere, c'è già truffa anche si accida, e la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. E femmine si chiamano con la rabbia e quando si prendono devono attaccare. Quando usciva l'uomo cantano capiti, si dice la femmina, allora Silvina giovane, la sentivi venire di tanto subito, ma che vecchio, tuo nome serve, le posso offrire nella mia macchina, se da macchina è più non ragiona, la ragazza di già so quanto
secco, la donna sta comandata con vergogna, faccia difficile, tocca impossibile, la mamma ti può concludere. C'ho la casa, il corredo e oddio, casi moro, ogni cosa così. E il povero Saverio, un dissalito, casa un re de lascia, proprio e il resto del suo carico, la moglie le manca, e 30 di piccoli caisse per la mangiare, e che se non che deve la campagna, da madre decide. Io non tutti è giovane, la scusa, la giusta lontana, e che la Parentesi, maestro, questa canzone fece molto scalpore all'epoca, per cui naturalmente le femministe, che erano allora attive molto, fecero molto, e fu una signora, grande artista, Lina Resal dell'epoca, degli anni 20 più o meno, che fece questa canzone, che poi è una canzone che io la faccio soltanto perché non l'abbiamo provata, comunque, no, carità, maestro, dico soltanto il fraseggio di questa cosa. Questa è una donna che parla, no? Ciò diceva Salvatore che le piace il tipo fino, vale a dire lo scarpino con la veste di chiffon. Ecco qua, io me l'ho messo lo scarpino con questa tiella, sta tiella per capello e che poi io parlavo. E un dottor continuò ad rinderrecchiare acuta. Signorina, per favore, permettete una preghiera, vi potrei accompagnare una mezz'ora al cinema? Facile tu faranello, ma per un capo in faccia, tenete la sorella e che deve accompagnare. Ma vedete che si possa, ma vedete che si passa un caio ma supportato. Sarò fatta una stagione che va in testa alle persone. L'altro giorno un vecchiotto che pareva, oh nonna mia, una panza a messa a notte si voleva brusciolare. Ma a sentire una messa che gli stavo con la fossa e si mettare da me. Ma vedete che si passa, ma vedete che si passano i cani ma sopportati. Ma sono proprio una signora profumata, chic, e poi sono come tu mi vuoi, ma passando e siete lì, come siete profumata, che petto, ralla, un gas, mo mi lei mi porta a casa, perché quando andavi a te. Sempre un quadro di viziano, ci le dite di mia morte, ho portato le cipette, le tenete le clotte, si è sfilata una cazzetta, ma andate a pensare, ma vedete che si passi, ma c'è ronda una risposta. Le tenete corno vostro, e che deve la che trattare. Allora la terza canzone, la nostra canzone è una canzone di Pisano Cioffi, diciamo recente nel senso che è del 1950, fatta pinta. In un taccio di tacchi, in un taccio di tacchi, bella, tu non mangi in cosa da modella, e che facesimo schizzi alla parella, ti puoi stare la bella e tu mi passa che pennello di comprello, il pennello che tieni e pizzate mi ci non e poi si avesse pintato un'unione a loro la piacere in un taccio il colpente per la procedente con curva sempre campetto da bella il nido campagnolo in mezzo
senza morto e sottotieni la tua e la denumarò a Portella e dovina sai e incominea si vorrei evitare quando stagione tu mi tocca e senti tu guarda me urina tu fa pesce apri e satte facciamo quest'ultimo pezzo che è Tire rotta e questo è un pezzo che poi porteremo pure alla Maschera Gioina che proprio perché lui è Armando Gilla che ha fatto questo pezzo Tire rotta. Tire rotta miei tacchino volta usci questa candezzona ha una pelle che spazzona una bella maritana quando rode in vignana e qualcuno non va bene sulla pena alla fine tire rotta che va così alla tire rotta che alla fine tire rotta che va così alla tire rotta che un po' canna di balanza, la balanza e la pappata, e si va di figlio, mamma mia come sono fuori, la luce che mi luce, la rispecchiare di andare, come è bella la bollata, si parla di balanza. Mamma mia, che non ti fa così, alla luce che non mi sta, alla luce che non mi fa così, alla luce che non mi io comprare casa, a gattine c'è tutto cosa da fare, ma sapeva mai io, già l'aveva tutto. Una volta ciavella, scassata a alla fine del balzi, alla fine del balzi,
che se non fa, amare che non te fa così, amare che non te fa così. Maestro Claudio Esposito, il percussionista Francesco Liuzzi.